Se mi ascoltate a mia, cari signori, una storia vi voglio raccontare, non di delitti, o lite d'amore, o di brigante da fare scandare. Volemo ricordare alla memoria d'un uomo che in Catania fece storia. Giacomo De Bartolo si chiamava, stomo granni. Catania viveva fra le genti, nell'Ottocento pulito comportanti, amato di tutte le genti, coloso fare l'uso cuore grandi, aiutava lo debole innocenti. Dei tempi c'era fame in ogni unione e schiavitù dello regno Barboni. Bartolo è la terza opera produzione CAF per la stagione 2016-2017 che celebra anche il suo 30° anno di attività. Ho scelto quest'opera perché rappresenta un po' quelli che sono stati gli inizi della CAF, è una delle prime opere che la CAF ha portato in stagione ed inoltre ritengo sia un'opera molto particolare in quanto raramente capita di poter vedere in scena la vita di personaggi illustri e a maggior ragione in questo caso di una persona che è stata quasi completamente dimenticata da Catania, se non per un busto che si trova in Villa Bellini, ma che in confronto a Martoglio Frontini viene quasi dimenticato. Si ricorda soltanto un detto Ecuparra, Bartolo, pensando che significhi riferirsi a una persona che non vale nulla, che conta poco. Invece quest'uomo aveva un grande valore a Catania, era molto amato e molto rispettato. L'autore ha fatto una scelta molto, molto interessante che mi ha portato a scegliere questo testo, cioè ha rappresentato gli ultimi anni di vita di quest'uomo, gli ultimi anni di vita che ci mostrano non più un Bartolo cavaliere, un Bartolo combattente, un Giacomo di Bartolo attivo, ma una persona più anziana, una persona più riflessiva, che tende non solo a vivere gli ultimi anni della sua vita che ci vengono mostrati, ma anche a riflettere sul suo operato e sulla piega che sta prendendo la politica catanese e italiana. Quindi una forte riflessione che possiamo assolutamente attualizzare e che forse ancora oggi è più valida che mai. Vi aspetto il 25, 26 e 27 marzo alle ore 20:30 al Teatro Matrice di Acicatena. Grazie. Essendo un uomo che si faceva amare, una nobile donna fece innamorare e ci lasciavo tutta la sua ricchezza, fra cui una perla di rara bellezza. Tornando a Catania senza ripensamenti, la donava a Sant'Aita allegramente.